Amici di Futsal TV, buonasera dal Pala del Mauro di Avellino. È tempo di derby per la Sandro Abate e il Napoli Futsal. Pubblico non delle grandi occasioni al Pala del Mauro di Avellino. E dunque le squadre sono posizionate in mezzo al campo. Dirige l'incontro Simone Zanfino di Agropoli, secondo arbitro Bartolomeo Burletti della sezione di Palermo, cronometrista è Fabrizio Andolfo della sezione di Ercolano. Suona l'inno della Serie A. Vado a presentarvi le formazioni per Napoli: Caio Ercolessi, ex della partita, poi Perugino, De Luca, Mancuso, Arillo, Salas, Bellobuono, Galletto, De Simone, Duarte, Borruto che rientra, se non sbaglio, dalla squalifica, De Gennaro e Pesc. Allenatore Fulvio Colini. Avellino si presenta con Vitiello, Cattarelli, De Luca, Ezzi, Ugherani, Wilde, Parisi, Ioselito, Di Luccio, Petrillo, Lucio, Avellino e Osian. Avellino che ha ritrovato anche Ioselito per la partita. Ieri in conferenza stampa la carica di Lucio Avellino, il capitano, ha dato in gol in casa dell'Active Network Sandro Abate, quota 9 punti in classifica, seconda in classifica Napoli un po' più dietro, reduce dal pareggio con Genzano tra le mura amiche per 2-2, mentre il 3-2 della Sandro in casa a Orte dell'Active Network. Circa un 150 gli spettatori, ci aspettavamo qualcosina in più per questa notte di Halloween al Pala del Mauro, visto che domani non si lavora, è festa, partita che doveva giocarsi in un primo momento domani sera. Invece poi hanno trovato l'accordo i due club per anticiparla di un giorno, però non cambia l'orario. L'allenatore della Sandro Abate è Piero Basile, altro ex dell'incontro. Foto di rito per entrambe le scuole. Napoli con la classica casacca azzurra, maglia di casa per la Sandro Abate, che invece in trasferta usa la maglia azzurra, un po' come il Napoli, perché il patron Massimo Abate è un tifosissimo dei partenopei. Anche il DG Antonio Ferraro in tribuna insieme proprio a Massimo Abate e la sua consorte Paola Rossi a mio fianco, i dirigenti del Napoli Futsal, pronti a darmi sostegno se sbaglio qualche cognome. Anzi, li ringrazio prima perché mi hanno già corretto, io credevo fosse Ariglio, invece è Arillo il numero 9 del Napoli. Quindi ringrazio, poi dirò il nome del dirigente al mio fianco del Napoli Futsal. In campo Ercolessi vedo il capitano, poi c'è Salas che un omonimo gioca con Mantova, ha giocato una buona partita anche al Pala del Mauro. Poi vediamo in campo per Napoli, momento che si girano con i numeri, Wilde, Sandro Abate, Avellino sicuro, poi c'è Ugherani, Parisi e Osian. Tra un po' vedrò il quintetto partenopeo nel suo complesso. Quindi subito rimessa per Napoli, vedo in campo Duarte, poi Arillo, Ercolessi, Bellobuono e poi Salas. Palla per Ercolessi, anticipato da Wilde con la testa. Ercolessi preferisce la rimessa laterale che va a battere, se ne scappano i primi 13 secondi dalla partita. Sul pallone Salas. I blocchi, c'è il taglio, poi la botta di Duarte, para a terra Parisi, però vuole cambiare il pallone, sgonfio, dunque subito nuovo pallone per l'estremo difensore di Avellino. Simone Zanfino di Agropoli, adesso però riconsegna il pallone Ercolessi a Parisi, gesto di fair play, però deve ripetersi, un po' pignolo, fiscale l'arbitro Cilentano, e adesso può rimettere in gioco Parisi. Osian, palla Ugherani di prima per Wilde, sul destro Wilde per Osian, Osian salta Ercolessi, poi bravo in copertura
Arillo, ancora Osian che prova una conclusione, spinto con le buone da Ercolesi, la palla però termina a lato, timidi applausi del Pala del Mauro, palla bello buono, va subito da Salas. Ercolesi, ancora Salas, imbucata per Arillo, però la palla si spegne sul fondo. Parisi per Wilde per la Sandro Abate, non c'è Bomberghi in campo, lui che è stato mattatore contro la Savia Testa Mantova, autore di una doppietta, quindi assenza pesante per la squadra di Basile. Terminale offensivo Principe non c'è, vediamo se Wilde sarà in grado di non farlo rimpiangere. Palla bello buono, Lucio Avellino di testa, non trova Ugherani, trova Duarte, anzi è Salas, numero di Salas, poi palla Arillo, Salas, avevano chiuso un bel triangolo i due, è mancato l'ultimo passaggio ad Arillo per mandare in porta Salas, però bel cost to cost del calcettista sudamericano. Ugherani, Wilde, Osian, Ugherani, Lucio Avellino, ancora Osian, non c'è fallo qui di Ercolesi, bello buono, pressing di Avellino dai suoi frutti. Parisi, palla Ugherani, stop non proprio perfetto del calciatore laziale, quindi la palla termina sul fondo. Wilde titolare, non credo abbia nelle corde 40 minuti, poi staremo a vedere come si comporterà il calcettista che ha vinto tutto in Spagna. Palla a bello buono, sbaglia tutto Avellino. La palla per Ercolesi, c'è fallo di Osian. È anche giallo. È anche giallo. Quindi il primo cartellino del match per Osian. Due minuti e 10 secondi dall'inizio della partita. Punizione quindi per i partenopei affidata al numero 8 che è appena entrato in campo. Si tratta di Mancuso. Uno in barriera Wilde, poi si va ad affiancare anche Osian. Mancuso per non so, ci do Duarte. Fischi di paura del pubblico. Mancuso carica il destro, Parisi c'è. Poi Osian però palla troppo lunga dentro per Napoli, di nuovo Duarte per Mancuso che è stato chiamato in causa solo per battere il calcio piazzato. Bravo Parisi. Ercolesi, Salas non si intende, però Ercolesi deve buttarla via, lo fa nei pressi del cronometrista e quindi palla alla Sandro Abate che precede i napoletani in classifica. Lucio Avellino, palla a Wilde, fermato molto bene da Duarte. Wilde, palla Osian, bravo a metterci il piede Ercolesi che poi resta a terra, sembra la caviglia o la tibia, però si rialza il Grex della partita, però zoppica, quindi chiede un po' il cambio, però credo che potrà rientrare in campo perché cerca anche una timida corsa Ercolesi, ex Real San Giuseppe. Dentro Mancuso, palla Osian,
Osian si ferma perché credeva che l'arbitro non avesse fischiato e lascia passare per la punizione. Duarte, Salas, Napoli che fa la partita. Duarte, Salas, imbucata con il pallonetto, Lucio Avellino, Ugherani, Parisi, la palla è buona per Wilde, bravo Duarte di testa in copertura, poi palla verso Duarte di Mancuso, i giri non sono giusti, Piero Basile richiama un po' a sé i suoi perché Napoli sta prendendo metri. Palla Osian, Avellino, ancora Salas, scarica per Arillo, uno dei beniamini del pubblico partenopeo, poi Mancuso dentro, aveva sfondato Salas, però c'è la buona difesa di Avellino che adesso sta contenendo gli attacchi dei ragazzi in maglia azzurra. Pronto in campo anche Perugino. Wilde, Avellino per Ugherani. Ugherani anche perno della nazionale italiana di calcio a 5. Futsal TV, tutti collegati sulla piattaforma dedicata al calcio a 5 Serie A New Energy. Si gioca la quinta giornata di campionato. Siamo tornati in tribuna a Montevergine dopo il debutto amaro con l'Olympus Roma. Mancuso, palla dentro per Perugino, la boa, bravo però a metterci una pezza Osian, poi Salas, Lucio Avellino in spaccata, la rimessa è di Napoli, dentro per Avellino Joselito al debutto al Pala del Mauro. Palla, la grande parata di Parisi su Salas, però che giocata di Mancuso, se non vado errato, gli ho dato un cioccolatino che non ha sfruttato Salas, ha provato il lob, bravo Parisi. Dunque Napoli pericolosa, ancora prova la sorpresa Salas, Parisi, Avellino, Joselito, palla Ezzi, anche lui in campo. Ancora Salas, Wilde, il ripiegamento, però soffre adesso la Sandro Abate. Palla verso Bello Buono che può bloccare l'imbucata di Joselito. Mancuso, entra il numero 30 per Napoli, Borruto, altro top player in casa Napoli. Mancuso, proprio lui, Borruto, fischiato dal pubblico. Borruto con la Mancuso, spaccata di Joselito, un po' ai limiti questa entrata. Situazione falli, 1-0 per Avellino, se ne sono andati 5 minuti circa del primo tempo. Mancuso, numero su Wild, poi Salas, palla Borruto, Salas, troppi dribbling di Salas, però la difesa di Avellino si chiude a riccio. Entra anche Gattarelli in campo, lui che ha sbloccato il match contro la Sevilla Testa. Esce Wilde, adesso è un assedio di Napoli. Ecco qui la grande parata di Parisi, grande parata su Borruto, e qui l'ha mangiato Borruto. Napoli però sta legittimando un grande inizio di gara. Joselito, Ezzi, a botta sicura Borruto, la parata di istinto di Parisi. Ezzi, mani nei capelli qui dei dirigenti partenopei e fanno bene. Palla Gattarelli, adesso la Sandra Abate prova a scuotersi, però è solo un fuoco di paglia perché Napoli presta a tutto campo. Joselito, palla, che palla di Lucio per Gattarelli, però lo stop non è dei migliori, quindi può ripartire Mancuso. La Sandra Abate ha bisogno di Ghi, però non c'è il numero 9 bianco-verde. Occhio qui a Bello Buono, non si intende Perugino con Salas, anzi con Borruto. Pronto a entrare anche De Luca. Quanti giocatori Napoli, poi giocano tutti.
quindi diciamo che al quinto minuto ci ha provato Borruto, il petto di Parisi, a dire di no. Occhio, Salas può calciare, perde un po' di un'esitazione di troppo, quindi Borruto, il laterale di Napoli, ha avuto la grande chance. Palla lunga per Borruto, classe 87. Buona partita per adesso anche di Mancuso col numero 8, il pivot di Napoli. Poi c'è il centrale Ercolessi, Perugino, De Luca, altro centrale. Palla lunga di Parisi, Avellino cerca la sortita, po' sorpresa, Oselito fermato di testa in fallo laterale. Palla per Oselito, bello buono, ci mette le ginocchia e salva Napoli. Primo squillo al minuto 6,5 del primo tempo, 6:30 di Oselito, bravo, bello buono. Poi prova un'acrobazia volante lo stesso Oselito, però per far male lì a bello buono ci vuole ben altro. Però finalmente il primo squillo anche per i lupi del futsal. Palla a De Luca, laterale di Napoli, poi il pivot Mancuso, ora anzi è Perugino, perde palla, Oselito numero di troppo, vuole il fallo e non lo ottiene. Dentro, pronto a battere Borruto. Palla De Luca, Borruto, però sbaglia tutto Borruto, recupera Avellino, palla a Gattarelli, qui forse c'era contatto, non secondo Burletti di Palermo, ancora Avellino, palla a Ezzi, cost to cost di Ezzi, però messo giù, qui un po' con le buone diciamo, poi palla a De Luca. La palla è dentro, giallo intanto per Basile per proteste da parte di Zanfini. Dentro di nuovo Osian per Ezzi. Adesso il palazzetto sembra un po' riempirsi, possiamo stimare adesso 200 presenze in tribuna Terminio. Osian, solo contro tutti, Osian, va via però Perugino, Osian, esterno della rete, occasionissima Avellino, al minuto 7 del primo tempo. La Sandro Abate sta adesso provando un timido assedio, prima Oselito, poi Osian, però troppo solo il giocatore di maglia bianco-verde, ancora Borruto. Doppio cambio per Napoli, Ercolessi e Galletto che rilevano Perugino, capitano di Napoli. Poi vediamo un po' chi sarà ad cedere il posto a Galletti. Intanto Oselito, bello buono c'è, e adesso la Sandro Abate fa paura. Palla però a Ercolessi può distendersi Napoli, è un continuo capovolgimento di fronte, la palla va a Parisi che blocca. Bellissimo derby, Napoli da una parte, primo approccio rock della squadra di Colini, poi Avellino un approccio soft, poi adesso Avellino sta spingendo. Wilde, Osian, palla dentro, lungo linea, ancora a cercare Osian, però fermato. Intanto per Napoli fuori Borruto, dentro Galletto. Avellino, Osian, Ugherani, Avellino,
Palla dentro per Osian, bravo Bellobuono ad anticipare tutti. Napoli già ripartita dall'altra parte con Galletto, Ercolessi, il tacco non si intende perché Galletto era già scappato ad attaccare la linea destra. Avellino, e non si intende anche lui con Osian. Bellobuono, palla buona, occasione qui per Galletto, dimenticato dalla difesa irpina, quindi altra occasionissima per Napoli, però che buco della Sandro Abate. Wilde, Osian sul destro, palla ad Avellino, Avellino carica il destro, bloccato da Galletto. Wilde, Avellino adesso prova a stringere le maglie partenopee. Wilde ha provato un destro con prima intenzione, Wilde che ha trovato il gol con l'Olympus, poi nulla più. Avellino, la palla buona, il palo, ferma la Sandro, sinistro strozzato di Ugherani, palla però che ha colpito un calciatore di Napoli e poi in legno. Applausi adesso per la Sandro Abate, il palo ferma i padroni di casa. Bellobuono battuto. Adesso ai punti, forse la Sandro meriterebbe il vantaggio. Palla per Ercolessi, Wilde. Bellobuono. Palla Avellino, può servire Wilde, lo fa. Wilde sul destro, Wilde, perde un po' di tempo Wilde. Poi prova un costo-costi improbabile. Intanto sono arrivati i supporters di Napoli. Servizio d'ordine che sta adesso andando a scortare i tifosi partenopei. Adesso anche gli steward del Pala del Mauro stanno andando lontani dal Palasport Irpino per vedere un po' cosa sta succedendo all'esterno dell'impianto di Cotrana Zoccolari. Dato la schiaccia qui Salas, poi Parisi non si intende con Osian. Ritmi velocissimi, 10 minuti sono andati via, 0-0, palla per Salas. Ugherani, Avellino, palla Osian. Avellino, palla Ugherani. Intanto un parapiglia, stanno uscendo tutti via. Palla per Ugherani. Palla a Gattarelli. Intanto anche il speaker ufficiale della Sandro Abate.
Gattarelli mette la sfera al lato. Si comunica al gentile pubblico di entrare nel palazzetto. Palla del Colessi, blocca Parisi, torniamo in cronaca. Palla a Salas. Palla a Oselito. Ugherani. Palla a Oselito. Palla dentro per Ezzi, può calciare, non lo fa Ezzi. Ezzi un dribbling di troppo sul Colessi, poi è Norite. Palla dentro, palla a Gattarelli, poi Napoli può ripartire in contropiede. Napoli, occhio, c'è fallo qui, anzi no, fallo è giallo per Oselito. Speriamo che la situazione all'esterno si sia calmata. All'esterno del Palasport sono scappati via tutti in pratica dall'impianto di via Zoccolari. Poi cederemo lumi al termine del primo tempo. Parte Napoli, la punizione, palla pazza, bravo Parisi. Rimessa per Napoli. Palla che viene bloccata da Parisi. Bello buono, si va da Duarte. Adesso però il pubblico sembra rientrare al palazzetto, quindi speriamo che non sia successo nulla di grave. Time out intanto per la Sandro Abate, quando se n'è andato più di un quarto del primo tempo. A 7:45 dal termine è sempre 0-0. Anche adesso però vediamo l'ambulanza e la misericordia a uscire fuori. Palla Osian, si ritorna a giocare, quello che ci interessa maggiormente. Palla a Parisi. Oselito. Può servire Ugherani, non lo fa Oselito, lo fa in questo momento. Palla a Osian. Avellino, anzi Oselito, Osian. Avellino è fuori per Gattarelli.
Palla ancora Oselito, Ugherani vuole l'imbucata. Palla Oselito. La palla dentro, era buona per Ugherani. Salas. Il pressing di Avellino però molto buono, dentro Ezzi, fuori Osian. Parisi. Bello buono. Mancuso. Anzi è Perugino. Ugherani in fallo laterale. Il palazzetto adesso ormai è vuoto al Pala del Mauro. Perugino. Ugherani. Palla Ezzi. Gattarelli. Parisi. Palla dentro, c'è bello buono. Napoli già in attacco dall'altra parte. Napoli prova a scuotersi. Napoli con Arillo. Spaccata vincente di Ezzi dentro Avellino, fuori Gattarelli. Trova un po' anche Wilde. Uscirà Oselito. Occhio, Arillo. Incredibile, che occasione. Napoli ancora Salas. La palla resta lì, Arillo traversa. Doppia chance per Napoli. Che primo tempo, amici. 6:43, anzi 5:43 al termine del primo tempo, sempre 0-0. Salas carica il destro, lo esplode, fuori. Quante emozioni al Del Mauro. E anche noi ci divertiamo a commentare questi campioni del calcio a 5, del futsal. Pronto un doppio cambio per il tecnico napoletano Colini. Perugino. Salas. Numero di Arillo, Arillo. Wilde salva pentole e coperchi. Adesso Napoli ha sprombattuto come aveva iniziato la contesa. Napoli aveva cominciato subito forte la contesa, poi Avellino aveva preso campo, adesso di nuovo Napoli più pericolosa. Entra anche il numero 25 De Simone. 23. Però non ce l'ho indistinta, chiedo al dirigente napoletano di chi si tratta del 23. De Simone. Ah, avevo 25. Ho detto bene il cognome, ma il numero è il 23, non il 25, come presente indistinta. Ringrazio i dirigenti del Napoli Futsal. Quindi De Simone, lui. Alla Salas. Numero, tunnel su Ugherani. La palla per Arillo, Wilde lo contiene. Salas ha trovato un tunnel un po' fortuito. Ancora Salas. Palla allo blocco, il blocco per Salas che strozza la conclusione. Dentro Borruto e Mancuso, fuori Perugino. Vediamo invece chi entrerà al posto per chi cederà il posto a Borruto. Palla a Wilde. Ugherani. Ezzi. Palla di Ugherani per Wilde, però Wilde non ce la fa a ruggere il pallone di Gabriele Ugherani. Adesso Avellino, break dei Lupi. Avellino di slancio, prova il destro. Contratto. Palla a Parisi.
Wilde. C'è fallo qui, il primo di Napoli, di Arillo, e che chiede scusa a Wilde. Non abbiamo visto ancora in campo Di Luccio per Avellino, forse non è al top. Palla a Wilde. Wilde. Non c'è fallo su Gherani, Mancuso. Palla dentro, Avellino ci mette una pezza. Adesso Napoli di nuovo pericolosa. Arillo. Gridano al gol qui i dirigenti partenopei. Napoli ancora vicinissimo al vantaggio quando mancano 4 minuti e 11 secondi al termine del primo tempo. Wilde. Ancora Wilde. Ezzi. Poi Avellino sbaglia. Adesso Napoli torna in fiducia. Dentro Borruto. Fuori De Simone. Mancuso. Palla dentro, fermato in calcio d'angolo. Palla verso Arillo, però la palla colpisce Mancuso, fischiato dal pubblico. Gattarelli. Wilde. Palla a Gattarelli. Bravo Diego Mancuso. Palla però che sbaglia, Wilde non ce la fa. Borruto lo copre. La Sandro Abate prova adesso di rimessa quando mancano 3 minuti e 25 dal termine del primo tempo, sempre 0-0 a Del Mauro, ma un palo a testa. Arillo per Napoli, Ugherani per Avellino. La palla dentro di Lucio, però sbaglia tutto. Arillo 2 contro 1. Arillo, Lucio ci mette i piedi e lo ferma. Poi ancora Avellino, controllo così. Non c'è fallo qui di Salas, però Lucio Avellino qui ha salvato un gol. Ancora che insiste la squadra di Fulvio Colini. Mancuso, Salas. C'è fallo qui di Wilde. Fallo su Borruto. In ritardo Wilde. Si gioca anche Pirossigeno Cosenza, Olimpia Verona questa sera. Poi domani invece l'impegno di Sala Consilina contro l'Olympus Roma, big match in terra salernitana, e poi la Feldi Eboli che va a Pomezia. L84 Camedont Dosson Treviso, Ciampino Active Network, però adesso c'è la punizione di Mancuso. Il destro Parisi c'è. E poi l'Eco City Genzano, la capolista con la seria testa Mantova. E meta Catania Pesaro, che match, che partite. Napoli, adesso Borruto, fa tutto di forza Borruto, poi però il suo sinistro lo scarica al lato, però non ci intende Parisi con nessuno. E Napoli adesso fa paura, ancora Parisi a salvare Avellino, però adesso è in assedio del Napoli Futsal. Puntata fuori misura di Borruto dopo l'assistenza di Galletto. C'è rimessa laterale per Napoli, che resta così in zona di attacco. La palla per Galletto. Napoli trova anche bene i tempi delle giocate, manca l'ultima conclusione. Avellino invece ha fatto benissimo nella seconda parte del primo tempo, ha colpito anche un palo, ha avuto 2 chance, Bellobuono è stato super, però poi la squadra di Basile ha di nuovo, sta cedendo il campo a quella azzurra. Oselito, Avellino. (2:15) prima dell'intervallo lungo. Salas, ancora lui. Salas,
bello buono. Palla lunga, Parisi può controllarla. Parisi. Osian. Avellino. Osian. Non c'è, fallo! Grande parata di Parisi su Galletto. E qui oggi Avellino che può battere subito una rimessa, però perde troppo tempo la squadra avellinese in contropiede. Parisi, migliore in campo in casa Sandro. Avellino prova il piattone, applausi del pubblico. Parisi ha salvato Avellino almeno in 4 circostanze in questo primo tempo. Palla a Borruto. Mancuso. Avellino di mestiere, non c'è fallo. Secondo Zanfino. Ancora Borruto. Palla ancora a Napoli, Mancuso. Ancora Napoli. Ancora Mancuso. Rimessa a Napoli, 1 minuto al termine del primo tempo. Borruto. Salas. Pronti Ercolessi e Da Luca e Napoli per Napoli. Oggi a Borruto. Si mette in proprio. Avellino cerca una giocata di rimessa con Osian. Poi bello buono per Mancuso. È entrato benissimo in partita. Salas. C'è fallo di Ezzi. È il quinto per Avellino o il quarto? È il quarto per i lupi. Salas. Napoli qui stava per essere favorita da un rimpallo. Ezzi. Ugherani. Avellino, la palla è buona per Osian. Osian. Mancuso. Napoli può ripartire con Salas. Salas. Avellino è spaccata in fallo laterale, 13 secondi al termine. Salas sbaglia tutto. Ugherani per chiudere un attacco. Avellino. Ezzi, bello buono, ci mette i piedi. 7 secondi al termine. Altra giocata di rimessa per la Sandro Abate, che adesso con Ezzi ha sfiorato il vantaggio, però bello buono, è stato bravissimo con i piedi a dire di no. Di chance per i lupi. La palla passa. E Ezzi si devora qui il gol dell'1-0. Incredibile. Palla a Napoli. Mancuso. 1 secondo al termine. I giocatori già vanno verso gli spogliatoi. Possiamo decretare quindi la fine della prima frazione di gioco. Avellino, Sandro Abate 0, Napoli Futsal 0. A risentirci per i secondi 20 minuti della partita del derby della quinta giornata. Ci dicono di tafferugli nati in una traversa dello stadio del Partenio Lombardi. Tifosi di Napoli giunti una trentina, che hanno un po' seminato il caos. Poi tutto rientrato grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che sono adesso assiepate all'esterno del palazzetto dello sport.
palla ad Avellino, Wilde, Ugherani, ancora Osian, palla Osian, 1 contro 1, Osian, doppio passo, Arillo, bello buono, Perugino, Arillo, palla Salas, con Arillo, palla per Colessi, Parisi, la palla arriva vicino a noi. Quindi Futsal TV, tutti collegati per questo secondo tempo del derby. Palla Osian, Avellino, palla bello buono, bravo di petto e poi tenta anche una conclusione. Palla Wilde, qui c'è fallo, l'arbitro stava fischiando, poi ritrae il fischietto. Giallo a Comella. Poteva starci qui il fallo su Wilde. Palla Ercolesi, Salas, Ercolesi, palla per Arillo, Arillo di mestiere su Avellino, poi va dietro da Salas, ancora Salas, break, Salas, Ercolesi, si divora il gol dell'1-0. Palla Wilde, Arillo in ripiegamento per bello buono, con Arillo può puntare Ugherani, non c'è fallo, Wilde può calciare, bello buono c'è, palla Ercolesi, recupera addirittura un calcio d'angolo Wilde. Palla Osian alle stelle. Palla dentro, Arillo! Para il portiere Parisi. Occhio a Ugherani. Ugherani dall'altra parte destro, blocca a due tempi, bello buono, ancora Arillo, che partita, che emozioni al Del Mauro, ancora Arillo, palla al numero 9, va via Avellino, va via un po' a tutti Arillo, poi si appoggia a Salas, Ercolesi, sul sinistro Ercolesi, contratto da Wilde, Ugherani, palla per Ercolesi, in qualche modo la palla giunge a Wilde, Ugherani, contratto Ercolesi, Salas, Ugherani gliela sradica, ancora Wilde, Osian, fuori Ugherani dentro Oselito, sinistro di Osian, ma che occasione per Arillo, Napoli dentro Mancuso, Ercolesi,
fuori dentro Borruto, fuori anche Arillo che ha avuto un istante fa una grande chance per sbloccare il match. Palla Mancuso. Borruto va via, Borruto a Ezzi, non c'è fallo. Oselito perde l'attimo, poi scarica il sinistro, forse la porta via con un braccio Oselito, però non secondo Zanfino di Agropoli. Dentro anche De Luca. Mancuso. Salas. Resta a terra De Luca. Questo è un infortunio, secondo me grave. Caduto da solo De Luca, quindi sarà scivolato sul parquet. Forse è girata una gamba, dovrà uscire sicuramente. Pronto infatti sul cubo dei cambi Galletto. Adesso stanno asciugando il parquet. Adesso anche Avellino va a sincerarsi delle condizioni, il numero 7 in maglia azzurra. Pronto a entrare Galletto. Adesso De Luca però si rialza, quindi nulla di grave per lui. Ci sembrava peggio a vederlo a terra dimenarsi. Anche i dirigenti di Napoli in tribuna si erano preoccupati. Allarme rientrato De Luca, quindi potrà continuare la sua partita, gara in corso in questo secondo tempo di Sandro Abate, Napoli Futsal. C'è sul pallone Galletto, subisce forse un contatto, ancora Salas, la imbucata, Napoli vicino al gol con Galletto. Sta sprecando adesso, sta sprecando tanto adesso la squadra in maglia azzurra. Oselito non aggancia, non commette fallo Salas. Il dinamismo di Avellino contro la voglia di vincere di Napoli. Avellino, pressing non porta i frutti. Mancuso molto bene. Napoli adesso fa la partita. I fischi di paura del Mauro. Mancuso, il pivot, palla a Salas, controllo non perfetto. Gattarelli, però Oselito non crede nella giocata di Gattarelli e palla subito a Mancuso. Napoli passa del centrocampo, 1 contro 1 con Avellino. Avellino non lo tiene. Parata di Parisi, bellissima anche per i fotografi del Pala del Mauro. Poi Mancuso. Il pallone si perde addirittura dietro l'impianto audio del Mauro. Gattarelli, Avellino, perde palla, Napoli adesso prova a scuotersi. Ancora Galletto, Avellino lo contiene. Gattarelli, Oselito, Ezzi, palla per Oselito, però Avellino trova, cerca le trame un po' troppo sofisticate. Avellino, Ezzi, Avellino, ancora Ezzi, 1 contro 1 con De Luca, rientrato in campo. Oselito sul sinistro,
Avellino, Ezzi, Parisi, ci mette la gamba Salas. Adesso può rifiatare un po' la Sandro Abate, messa sotto pressione dal Napoli Futsal. Gattarelli, Avellino, buona palla per Oselito, non ci arriva però questa era una bella giocata. Gli applausi del Mauro che hanno gradito la giocata di Avellino che ha cercato Oselito. Alla Borruto, ancora Borruto, Ezzi, fallo laterale. Ercolessi, palla dentro per Mancuso, la giocata molto bella per Galletto, poi bravo Gattarelli in ripiegamento, però questa è una bella trama anche di Napoli. Borruto, angolo. Un altro pallone che va a perdersi tra i cartoni pubblicitari. La palla giunge solo adesso. Animi caldissimi al Del Mauro. Oselito. Qui Ezzi ha cercato un fallo, giallo anche al team manager Antonio Ferraro. Adesso circa 300 gli spettatori. C'è un rosso per Antonio Ferraro, il rosso per il team manager della Sandro Abate. Espulso Antonio Ferraro. Qualche parolina di troppo all'indirizzo dell'arbitro Zanfino. Pronto a entrare Wilde con Ugherani. Borruto. Palla per Ezzi, però bravissimo De Luca. Galletto. Occhio Arillo. Il piede di Parisi. Ezzi. Qui Galletto di prepotenza su Ezzi. Poi c'è del posto ad Arillo. Che verve di Galletto. Partita maschia, bella al Del Mauro. Pubblico gradisce la voglia di vittoria di entrambe le formazioni. 12:31 alla fine delle ostilità, sempre 0-0. Wilde si apparecchia il destro, poi lo scarica, bravo De Luca. Sandro Abate senza Di Luccio e Ghi, due assenze pesantissime per Basile. Pronto a rientrare anche Ugherani in campo. Prova a chiamare Schema, da lì ha fatto gol Gattarelli contro Mantova, però Schema questa volta non va a bersaglio, bravo bello buono, che serve poi sulla corsa Arillo, Lucio, Avellino. Oselito, Lucio. Palla Ezzi, spinto, qui c'era fallo. Lo chiama con un netto ritardo però Zanfino. Qui c'era il fallo, chiamato molto dopo, forse anche dal pubblico. Primo fallo del secondo tempo di Napoli.
Oselito. Ezzi, Oselito, palla dentro per Ezzi, Oselito, ancora Ezzi, Avellino, Ezzi, Oselito, palla per Ezzi, bravo Borruto a salvare Napoli. Qui Ezzi aveva trovato il varco giusto, stop con il ginocchio e poi con la coscia sul sinistro, però bravo Borruto. Avellino adesso prova a servire Wilde, la palla resta lì, non ci crede Ezzi, pericolo. Salas, Wilde non è un difensore, si vede. Poi Oselito non subisce fallo, poi Mancuso, dentro Gherani e Osian, fuori Ezzi e Oselito. Parte con il quintetto base Avellino. Salas, Mancuso, ancora Mancuso, Occhio, Avellino, qui c'è fallo, non secondo Zanfino, ancora Avellino, la palla resta lì, attimi incandescenti. Mancuso lascia giocare molto Zanfino. Occhio Arillo che prova il numero, poteva gestirla meglio qui Arillo, poteva gestirla meglio. Ugherani, palla per Osian, Osian, il gol dell'Alessandro Abate che passa in vantaggio con Osian. Napoli spreca e Avellino castiga. È la legge del calcio anche del futsal. Bel gol Osian e adesso si infiamma il mare, un po' a sorpresa passa Alessandro Abate. Fuori Lucio, dentro Gattarelli, minuto 9:25 della ripresa, Avellino in vantaggio contro Napoli Futsal. Arillo ha avuto la chance per sbloccarla, l'ha avuta Osian che non si è fatto pregare, adesso i fischi di paura del Pala del Mauro. Wilde cambia gli scarpini, Gattarelli, c'è fallo e anche giallo per Arillo. Si infiamma il match. Palla Oselito che prova la conclusione, poi lascia tutto a Osian, colpisce Wilde. Ugherani, Oselito, Ugherani, sbaglia tutto Ugherani, occhio a Napoli, apparecchia per Salas, però qui spreca tutto la squadra partenopea. Errore di Ugherani. Poi lì forse Borruto doveva calciare a rete, fuori Oselito, dentro Lucio Avellino. Arillo, palla per Ugini, poi Wilde, palla per Avellino sul sinistro, spreca il capitano Irpino, poi palla ancora ad Arillo. Napoli affretta i tempi, 9:48, tutti da vivere in questo secondo tempo. Ancora Salas, imbucata per Arillo. Ugherani, Arillo
che parata di Parisi, distinto qui, però Ugherani ha commesso una leggerezza. Ancora Parisi, palla Borruto, Salas, Borruto con la Salas, tanto Arillo qui che carica i suoi. Wilde serve sulla corsa Osian, l'autore del gol. Osian, che parata di Bellobuono che salva Napoli. Una grande parata di Bellobuono su Osian, puntata del giocatore numero 77. Bellobuono ci mette la mano destra e mette in angolo. Anche Bellobuono si prende la scena al Del Mauro. Wilde ci mette un po' troppo tempo per calciare, poi Avellino il sinistro di pochissimo fuori, di pochissimo, non trova l'angolo alla sinistra di Bellobuono, ormai battuto. Palla da Arillo, fischi del Mauro, 9 alla fine, è lunga. Borruto, la palla non trova Arillo di Perugino, fuori Wilde e Ugherani, dentro Ezzi, anzi fuori Wilde per Ezzi. Ugherani va a battere la rimessa. Gattarelli, Osian, occhio a Napoli, Arillo, palla De Simone, chance anche per De Simone. Che partita ragazzi, bellissima, dentro Ercolesi, fuori Perugino. Davvero bella questa azione di Napoli. Palla per Ezzi, Ercolesi però la testa, adesso Napoli può imbastire un'altra offensiva sempre con De Simone. Palla per Ercolesi, Arillo di mestiere qui Osian, non c'è contatto. Arillo sfida anche il pubblico di casa, incredibile. Arillo sfida il pubblico un po' come Fortino dell'Olympus Roma. Adesso esce per dare il posto a Mancuso, esplode il sinistro, parata di Parisi. Salas non esce quasi mai per Colini. Mancuso, qui Salas però se passava questa palla aveva mandato in porta Mancuso. 7:50. Mancuso riceve da Salas, fischi del Mauro. Mancuso sul sinistro, ancora Parisi, c'è fallo su Avellino, è il terzo di Napoli. No, il secondo? Non so cosa ha fischiato l'arbitro. Salas, palla De Simone che passa e pareggia la contesa. De Simone a 7:24 dalla fine è passato in mezzo a 3, ha trovato l'angolo, il gol sotto la traversa. 1-1 al Del Mauro. De Simone è passato in mezzo a 3 con un pizzico di fortuna. Tutto da rifare per la Sandro Abate. Ercolesi su Wilde, Occhio a Salas, Occhio
a Napoli, poi Wilde. Gattarelli, Avellino, palla ancora a Mancuso, adesso Napoli attacca. De Simone caricato dal gol. De Simone, Ercolessi, Mancuso, qui Wilde, è giallo per Wilde. Oh, c'è Wilde che ha rischiato grosso qui. Wilde qui ha rischiato grosso, Di palla a Mancuso. Stai a 35 alla fine. Situazioni di falli, 2 Napoli, 1 Avellino. Mancuso, esplode il destro, la palla passa, Parisi c'è. Occhio Napoli, traversa, la palla resta lì e non entra, è incredibile. Non so se il pallone però abbia varcato la linea, mi sembrava forse di sì, però il replay, c'è il VAR, non c'è nel calcio a 5, però la palla ha preso un rimbalzo strano, a mio avviso forse è entrata, non lo so, però l'arbitro non ha segnato il gol, un rimbalzo strano del pallone. I dirigenti di Napoli mi chiedono il replay. Occhio Osian, intanto i dirigenti del Napoli gridano al gol dopo il replay. Lo rivedremo anche noi. Ma a me in diretta è sembrata che la palla avesse varcato la linea, però l'arbitro Zampino non ha decretato il gol, quindi salva la squadra di casa. Wilde, Ugherani, lo andremo a rivedere poi anche noi. Sei al termine. Avellino, adesso il break di casa, Borruto commette fallo, c'è fallo, è giallo per Borruto, anzi no. Adesso il pubblico torna ad uscire, sperando non ci siano nuovi incidenti. La polizia però è dentro. Tanto c'è il time out richiesto dalla Sandro Abate. Non fanno andare i tifosi nostri, non lo so. Però se succede pure questo per calcio a 5 è grave, è triste, devo dire la verità. Vabbè, come sono arrivati in 30 con mazze e bombe però, e hanno danneggiato le macchine. Non lo so però. Aspetta, ma quanto tempo siamo in difesa? Quindi non lo vediamo il gol. Sono difesa di forse 2 minuti. A me mi dispiace queste cose.
Si ritorna in campo dopo la pausa. Osian ha risposto De Simone, poi il gol fantasma da rivedere al replay. Punizione per Avellino, adesso deve però scuotersi da Sandro che sta soffrendo troppo adesso il Napoli Futsal. 5,59, 6 minuti al termine. Adesso Avellino. Non si intende con Lucherani. La rabbia di Basile in panchina. Arillo torna in campo. Anche Patron Abate al palazzetto. Invece non c'è Perugino per Napoli. Occhio Arillo, De Simone. Poi Napoli qui reclama un calcio di rigore che non c'è. Grande Parisi su Arillo, però soffre la Sandro Abate adesso. Soffre davvero tanto la squadra irpina. Adesso Napoli ha messo la quarta. Dopo queste scaramucce dunque tra tifoserie si prevede un derby o a porte chiuse con il divieto di trasferta per i tifosi irpini per il Palasport napoletano. Napoli non si intende Salas con nessuno, anzi era Borruto. Intanto Patron Abate forse vorrebbe il portiere di movimento quando mancano 6, 5,83, un po' troppo. Chissà. Occhio Osian. Osian si trascina il pallone fuori. Ah no, ho sbagliato io a leggere il labiale di Patron. Massimo Abate. Si torna in campo. Borruto prova lo scorpione. Arillo. Parisi. Palla lunga, cercare bello buono. È un assist per il compagno di reparto. Poi Ercolessi. Avellino di testa per Parisi. Non c'è movimento però sul fronte Sandro. Oselito. Oselito. Osian. Palla persa di Avellino. Arillo prova la Veronica, poi la butta via. Oselito senza idee, la Sandro Abate. Soffre adesso il forcing di Napoli. Palla da Arillo. Salas. Ercolessi che ha giocato qui ad Avellino nel primo anno di Serie A della Sandro Abate. Marco Ercolessi, classe 86. Grande carriera per lui. Ancora Ercolessi. Si butta, però perde palla. Comunque secondo tempo infinito, ancora 4:15 al termine della partita. Primo tempo che è durato un po' di meno. Non per il tempo, ma per le azioni giocate. Occhio a Osian. Dentro Borruto di nuovo e De Simone, l'autore del gol del pareggio. Ancora lui, De Simone. Avellino. Oselito, Osian.
Avellino, palla Perezzi, ci mette Borruto il piede, il piedone. Sandro Abate che cerca spesso l'imbucata con la palla alta, non è solito vederla nel calcio a 5, meglio dire futsal. Adesso schema per la Sandro. Avellino, Oselito perde palla, non c'è fallo. De Simone caricato dopo il gol, va via un po' a tutti, poi però si trascina il pallone fuori. De Simone, anche lui una buona partita per lui fino a questo momento. Wilde salvato dall'arbitro. Adesso esce zoppicando Borruto, lui che è rientrato dalla squalifica. Lucio Avellino, Wilde esplode il destro, la palla giunge a De Luca. De Luca, occhio a De Simone, qui si lascia cadere, qui si è lasciato cadere De Simone a maniera un po' goffa. Wilde, e Colessi lo contiene. 3 minuti e 4 secondi al termine della partita, 1-1 al Del Mauro tra Sandro Abate e Napoli Futsal. Dentro Gattarelli adesso per la Sandro, uscirà forse Wilde o fallo di Ezzi e giallo per lui. Era scappato via Ercolessi ad Ezzi. Quindi Napoli 4 falli, Avellino 2. Palla ad Ercolessi, anzi no, Ercolessi lo deve ricevere da De Luca molto probabilmente, poi non so lo schema di De Luca, no, è così. Ercolessi, De Simone sbaglia lo stop, Wilde, Avellino però perde il tempo della giocata, applausi del pubblico. Dentro Gattarelli, fuori Ezzi, ammonito qualche istante fa. Che emozioni al Del Mauro. Intanto patron Massimo Abate senza le stampelle, è una bella notizia per i tifosi della Sandro. Ciaugherani poi deve buttarla via, ancora Ercolessi, può appoggiarsi a Mancuso, il velo per De Simone. Calcio d'angolo. Adesso anche nel Palasport si registra una calma piatta. De Luca, occhio a De Simone, carica il destro, la blocca Parisi, poi Wilde, però qui forse c'era un contatto. De Simone chiede scusa. Adesso va a sincerarsi Zanfilo delle condizioni di Gattarelli. Salas, va via Gattarelli, Salas, Wilde, testa bassa Wilde, poi cerca almeno di non perderla. Wilde che fino a questo momento con la maglia di Avellino non sta lasciando un grande segno, nonostante lui ha vinto di tutto in carriera. Arillo ha vinto di tutto Wilde. Adesso anche Napoli Futsal prova la giocata, palla alta. 2 minuti alla fine della partita, sempre 1-1.
Wilde, Gattarelli, poi non trova Wilde. Rotazioni inferiori di Avellino rispetto a Napoli. Ercolessi, Avellino, Wilde, forse vuole il fallo. Wilde si affida a Osian, Ugherani, portiere di movimento per la Sandro. Ugherani, Wilde, Avellino la butta dentro dopo Parisi. Giocato male, 1:23 alla fine, però Avellino vuole provare a fare la voce grossa in questo finale. Poi di Bellobuono prova il lancio lungo, Avellino di testa, Ugherani, Wilde, Osian prova ad accendersi, Osian, bravo Salas, poi di nuovo dentro Oselito per Parisi, ancora a portiere di movimento, Ugherani, Wilde, Ugherani, palla per Osian, era bellissima questa era molto bella. Bellobuono ha provato la sortita, vedeva fosse porta sguarnita. Osian, palla dentro, c'è il Bellobuono, poi 30 secondi alla fine, time out richiesto dalla squadra di Napoli. Adesso sta soffrendo un po' le sortite di Avellino. Anche Napoli, portiere di movimento con Mancuso che si mette la maglia rossa, quindi finale thrilling del Mauro. Mancuso, portiere di movimento per Napoli. Bellobuono pronto a rientrare nel caso, fuori Arillo, dentro Borruto. 31 secondi alla fine. Salas, Ercolessi per Salas, Mancuso, Salas, Ercolessi, ancora Salas, Borruto, palla a Salas, la vuole giocare fino alla fine Napoli. Salas, poi Salas, palla dentro, Avellino ci mette il piede, Napoli resta in attacco. Ercolessi a ridosso del pubblico. Salas, il blocco, Borruto ha provato la chance, Avellino destro, finisce 1-1 del Mauro. Un pareggio giusto per quello che si è messo in campo, tra gli applausi del pubblico. Il Napoli Futsal ha creato tanto, non basta ad Avellino il gol di Osian perché De Simone riprende i lupi del calcio a 5, 1-1, tante emozioni amici come prima. Avellino che sale a 10 punti in classifica e aggancia la vetta momentanea della classifica del campionato di Futsal.